Ecco, abbiamo sentito, Assessore Sandi, insomma, anche attraverso queste domande della gente c'è molta confusione, quando mi devo vaccinare, quanto tempo deve passare, i bambini, insomma c'è bisogno di informazione e anche per questo noi questa sera abbiamo deciso di fare questa serata. Sì, volevo chiarire un attimo la tempistica e anche il numero dei vaccini che saranno resi disponibili. Allora, per quanto riguarda la tempistica, il Ministero della Salute ci ha in questo momento garantito che i vaccini verranno resi disponibili tra il 15 di ottobre e il 15 di novembre di quest'anno. Parlo dei vaccini H1N1 naturalmente, dopo parliamo un attimo della normale influenza stagionale. Questi vaccini richiedono una prima iniezione e un richiamo a distanza di 4 settimane, quindi si prevede che la prima fascia, il primo vaccinazione andrà a essere ultimata entro il 15 di dicembre. Questo per quanto riguarda la tempistica. Per quanto riguarda il numero di vaccini, questo numero di vaccini è contingentato ed è contingentato non tanto a livello della Regione Veneto o del nostro Paese, è contingentato a livello planetario. Perché? Perché i vaccini sono in fase in questo momento di produzione e le case farmaceutiche che le producono non hanno ancora una capacità sufficiente per andare a coprire esattamente tutti in questa fase. Perciò all'inizio ci verranno resi disponibili in una certa quantità, inizialmente per la prima fase, quella che va dal 15 di novembre fino al 15 di dicembre, avremo a disposizione vaccini per andare a coprire un numero di circa 700.000 persone qui in Veneto, mentre nella fase successiva dal 1° di gennaio fino al 1° di febbraio avremo a disposizione prevedibilmente un numero di vaccini pari ancora sufficiente per altre 1.200.000 persone. Saranno i medici di base ad indicare i soggetti che dovranno essere sottoposti a vaccino? Non solamente, il medico di base potrà ovviamente dare la sua consulenza a tutte le persone che andranno ovviamente a interpellarlo. Il numero è contingentato alle categorie a rischio, sono state individuate già da un'ordinanza ministeriale e sono state anche ricordate prima tutto il personale sanitario, le forze dell'ordine e tutti i soggetti a rischio e quindi si andrà a fare una campagna di informazione e di richiesta di avvicinarsi alle strutture per effettuare la vaccinazione esattamente per questi Gli insegnanti rientrano nella categoria a rischio? Mi ricollego anche alla domanda della signora probabilmente per quanto riguarda gli insegnanti verranno inseriti nella seconda fascia di vaccinazioni, però nella prima fascia di vaccinazione andremo a vaccinare secondo le indicazioni ministeriali esattamente quei soggetti che ci sono stati indicati. Altra telefonata.